molte volte le polemiche si stemprano quando si viene a contatto direttamente con quello che sta succedendo. Cioè, è un'attività che tra l'altro è stata fatta anche altre volte, mi sembra di capire, dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, è una lettura di fiabe, accompagnati ai genitori, questo vuol dire che sì, non va bene, li portano a casa, se hanno qualcosa da dire li portano a casa, totalmente aperta, nessuno viene vincolato a stare presente, e dico, vediamo un po' che cosa dicono, che sono fanno, cioè non facciamo una dietrologia ancora prima che venga fuori l'evento. Se c'è qualcosa che non va bene, dopo affronteremo la discussione. Se le cose, come sono convinto, vadano lisce senza problemi, non vedo certo, vogliamo fare le polemiche estive o chiamiamolo come vuoi. Questa, come altre volte, purtroppo su queste cose qua si rischia di mettere sempre un qualche cosa di più, senza neanche conoscere esattamente, perché voglio vedere chi sta criticando, e Govetto so che ha fatto... Io non so, non conosco bene, quindi ho sentito dire che ci sono delle diciamo, interpretazioni che ti conducono in una certa parte. È vero che tutto è libero, però quando lo propone il comune, a nome di tutti, perché se lo pone un asilo privato, che ne so, una scuola materna, ecco, ma quando lo propone il comune chiaramente deve stare in maniera, come dire, generico, no? Non deve essere, come dire, interpretato e magari qualcuno interpreta in un modo. Ecco, questa cosa non mi piace ai bambini da 0 a 6, permesso che tutti da 0 a 6 anni non è che vanno da soli, no? Li portano i genitori ovviamente. Però se è nata in passato e adesso una polemica su questo genere di rappresentazioni teatrali, ecco, un motivo penso ci sia, non penso che tutti si inventano questa cosa qua. Io dico, se c'è qualcosa di non chiaro, è meglio non fare, se è qualcosa di non chiaro. Se invece tutto è chiaro, è giusto fare.